cose. Nella finanziaria non ci sono nuove tasse, il tempo delle tasse è finito, firmato Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Com'è la situazione vista dal Veneto? Beh, guardi che è un bollettino di guerra, direttore, perché poi la verità è che queste sono solo bugie. Del resto chi parla, il Presidente del Consiglio, è colui che scrisse un libro qualche anno fa dal titolo assolutamente illuminante, Fuori con il punto esclamativo era il titolo. Non si è capito poi a cosa si riferisse. Gli italiani pensavano a una classe dirigente vecchia, al fatto di ammodernare questo paese. Poi il risultato qual è? Che paghiamo più tasse e che ormai ci siamo anche abituati ad ogni tornata elettorale. È accaduto l'anno scorso con le europee, ci sarà quest'anno per le regionali, salta fuori il tesoretto, salta fuori il finto regalo per gli italiani per convincerli a votare questa maggioranza. È scandaloso quello che sta capitando, prova ne sia che in queste ore si sente parlare di tesoretto, ma la verità è che questo tesoretto è stato letteralmente sfidato dagli italiani prima di farlo emergere. Allora,